Buonasera Buonasera a tutti. cari amici, buonasera, siamo ancora qui, non ci credevate, ma non ci siamo. Sì, Hildegard e Maria Valentina sono una garanzia, come le tasse, sicuri sempre come, presenti. sempre presenti per voi e con voi. Cosa vogliamo raccontare ai nostri cari amici questa sera? Abbiamo uno sfondo, Un un nuovo qualcosa di... retroscena. Ma siamo in linea, controlla che il wifi funzioni perché non vedo tanti amici, ma attenzione che Marietto va a controllare se, perché una volta noi siamo stati qui a parlare per mezz'ora, poi ci siamo Non resi conto, vedevamo commenti niente, né adesso messaggi. vediamo se qualcuno ci ama, eh? Vediamo un po', ah, Sì. eccolo qua, 4 spettatori, non ne vedevamo nessuno, ti rendi Eh, conto? ogni tanto YouTube. Ogni tanto YouTube. Ah, ecco qua, guarda che Ah, ci sono i eccoli qui. saluti. Oh, Buonasera, buonasera. buonasera. Ma allora ci sono, non era 5 addirittura. Eh, Una lievita come il bumbino. abbiamo riempito una piazza. Abbiamo capito? Occhio che c'è, io tengo le distanze sociali, se Ah, stiamo ormai non si porta più lontani, la mascherina dal non si può dentro dire sì, all'aperto. ma All'aperto. Io ho il Covid. Qua siamo al chiuso, Maria. Qui siamo al chiuso. Bene, cari amici, voi avete mascherine dall'altra parte? Dovremmo vedere. Bene, allora, se volete fare le domande a Marietto, ma anche alla Hilde, no? Hilde, mi ricordi il tuo numero di telefono per consulta e Nella tua pagamento? diretta? Va Sì, bene. 347 870222. 20 euro 45 minuti. Se però non scrivete donazione, 45 euro. Esatto, Così lo perché state contento. sappiate che lo Stato si è preso tutto quello che abbiamo Siamo guadagnato. rimasti in mutande, infatti sotto io il boxer perché purtroppo lo Stato piglia tutto, adesso Comunque, piglia tutto. gentilmente ricordatevi, donazione, perché Donazione, non si donazione, magna. non si magna qui, guardate qui siamo andati a vivere una, Oh, addirittura con le tapparelle. abbiamo Oh. addirittura una tapparella. Bene, vediamo un Va bene. po'. Allora, per chi vuole fare le domande, lo dico, qui lo nego. No, qui lo dico, qui No, lo dillo tu, ribadiamo. qui lo dico. Nome, data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro. Se la domanda riguarda un'altra persona, abbiamo bisogno che mettiate anche il nome e la data di nascita di questa persona. Sì, Mi raccomando, se non sapete la data, non fate la domanda. Se non sapete, se sapete solo il segno, non non fate fate la la domanda. domanda. Fate una domanda se avete i dati che vi chiediamo e soprattutto deve essere una domanda formulata in modo chiaro, non amore, fortuna, cose. Esatto, tasse, Scriveteci una tasse. Ah, domanda. non siamo commercialisti, no? Va bene. Allora, poi vi ricordo che abbiamo un sito al capitano.altervista.org che abbiamo fondato, il Legale Amaretto Veneziano, e Ha fondato il abbiamo, Marietto beh, io l'ho Veneziano. fondato 2 anni prima, però lei ha sempre La lavorato, Hilde ha spinto. lei ha spinto quando il Marietto Veneziano era un po' devoluccio e abbiamo anche una sezione shop dove si possono Troverete i nostri acquistare il servizi a nostro servizio a pagamento. pagamento, donazione, chiaramente. Bene, fatte le battute, noi vi vogliamo bene, no? E siamo contenti che siete qui con noi e partiamo subito a salutare. No, perché sarà meglio che glielo diciamo, dei 20 euro di consulto, 20 euro, aspettate, 2,80 euro ci sono rimasti in A tasca. lei, a me neanche quelli, no? Sappiatelo. No, perché sapete, no, adesso Secondo lo Stato, non è che ci vogliamo lamentare, però lo ma Stato, 2,80 quando si euro, dice piove, manco i cinesi. piove il governo ladro, quindi deve essere stato come l'arca di Noè, no? Deve essere Dunque, stato gentilmente, sì. donazione, Bene, grazie. no, adesso a parte gli scherzi, salutiamo. No, No, non è uno non è scherzo. uno scherzo. Dai, a parte gli scherzi, Va andiamo bene, avanti, salutiamo i nostri andiamo avanti. amici. Cominciamo. Buonasera Maria. Ho schiacciato, è troppo sensibile questo mouse. Sì, Buonasera Italia, buonasera Silvia, buonasera Italia. buonasera Antonella, buonasera Rosa, buonasera Fiorella, buonasera Silvia, buonasera Paola, buonasera la saggezza dell'amore, Però, buonasera Modestina, Pierluca. Modestina si Beh, ha define. scelto un nome Ma va bellissimo. benissimo. Buonasera Laura. Laura, Serena Mare, Serena buonasera anche a te, e Daniele buonasera Zanoni. Daniela. Daniela, va bene. Mi Buonasera. raccomando, dopo se riusciamo a rispondere, cancellate la domanda, perché io non sto pagando più l'assicurazione sulla vita e non si sa mai magari che la sparo grossa. Bene, andiamo avanti. Partiamo con la prima domanda. Chi è fortunato? Rosa. Rosa, sì. Buonasera, Rosa, 23 dicembre 66, Fabrizio, 24 settembre 58, c'è un futuro tra noi?
Bene, attenzione che abbiamo come si dice, una location, ragazzi, Lusso extra, completo, extra, tapparella marrone di PVC. il PVC di 20 anni, ha fatto anche le cose pubbliche questa qui. Io, vabbè, vai. Proprio. E da quando sono arrivate le Però ci tasse, ci siamo concessi il verbo. sì, da quando sono arrivate le tasse ci siamo rimpiccioliti. Vai, via. Allora, no, a parte gli scherzi, No, per gli la scherzi. nostra rosa, Rosa. per la nostra rosa, Rosa vediamo e Fabrizio. Vediamo se se c'è c'è un un futuro. futuro dei nostri amici. Beh, il taglio, come lo vedi il taglio, Hilde? Vedo una forte attrazione fisica. Molto forte, direi Grande passione. grande passione fisica, grande, È un grande, grande. dominante quest'uomo qua. Sì, è un dominante. Come fascia protetta? Dire che è dominante non... Ma sai, io sono dominante. Ah, scherzo, se mi fascia protetta. Vediamo un po' se ci sarà un futuro. Va, su, Allora, prendiamo. con qualche... Allora, come lo vediamo il passato? Vediamo che c'era. Aspetta che vorrei che si senta bene. Vedo che qui come lo vedi il passato? C'è stata grande passione? Beh, sembra, non so se ci sono stati molti incontri, vedi che c'è Mm, eh, la carta da superbia, la stanza, mm, dunque potrebbe anche mm, indicare proprio una forte attrazione, di nuovo, a ribadire il senso di già del nuovo, taglio. di nuovo. Però qui lui non è tanto più grande in realtà, insomma, non poco, non Ma toccato tanto. il fuoco? No, nel senso No, che la carta del sacerdote indica uomini di una certa età, magari dentro l'ho detto maturo. oppure che è separato, Non volevo dirlo. o che è in fase di separazione, vedi qua, almeno nel passato Questo stava è succedendo passato, eh. qualcosa. Stava succedendo qualcosa di nascosto, Mm, mm, qualcosina, mm. un cambiamento un È po' possibile che lui repentino. già si stesse separando e fra loro ci Forse fosse ne già... so qualcosa Sì, sì, di sì. fisicamente, due calamite forti, eh? Mm, mm, mm. Ma adesso guardiamo il Al presente, presente, beh, la un po' situazione, nervosa. sì, probabilmente C'è è qualche una donna sciupina, del passato, potrebbe interferire in qualche un modo. remember, un Eh, vintage, qualcosa. no, creare tensioni, forse Mm. perché appunto, ma se lui è in fase di separazione o sono separati in casa, o non si Mm. sa, comunque c'è qualche... Però sembra che abbia buona volontà per Sì, cercare di ricucire. sì, sì, sì. Sembra quasi un versato che ti. Ah, non sembra No, malissimo, non sembra però male, male. la sensazione, Si è visto di peggio? certo abbiamo visto molto di peggio, Sì, però sì, sì. potrebbe anche indicare Mm. che magari nel prossimo periodo potrebbe sorprenderti con un ci stiamo ritrovando io e mia moglie. Sì, perché la carta del futuro sembra Eh, che ci sia una ricucitura e tu vedi un un dispiacere. dispiacere e poi ritorna fuori una donna maritata. Allora, tutto Sembra, sta, cara, cara Rosa, tutto sta se Fabrizio ha una moglie. Noi non sappiamo, però dalle Sibille, visto che non sappiamo niente di te, dalle ecco, Sibille sembra. sembrerebbe così, Mhm. ok? Però ecco, E poi attenzione perché io vorrei lanciare e nascondere anche la manina, perché qui vedo qualche bugia. eh sì, un Niente, qualche corteggiamento, bugia, qualcosa detto che non però è vero. un po' di confusione, non è Mm. completamente affidabile. Non è stabile, e dopo una certa età gli uomini diventano stabili. Dici? Mi devo No, preoccupare. tu non ti devi preoccupare perché io ormai ho superato anche quella Anche quella fase. certa età. Io e Mattusa eravamo tutti gemelli qua. Allora, vediamo Beh, l'esito. l'esito, cari miei, l'esito parte con un lancio fortunato, quindi sembra bene. Tu sei molto, come si suol dire, Molto attiva, attiva, molto intraprendente, disponibile, sei una persona in un certo senso di qualità, cioè scusa, non in un certo senso di di qualità. qualità, scusa, ho voluto un pochettino strafare, e vediamo però che da lontano sembra quasi che arriva Qualche qualche ostacolo, qualche ostacolo, cosa che non dovrai sottovalutare. però la fortuna è alle tue spalle. Mm, Allora, la mm. domanda era se ci sarà un futuro. Beh,
Io voglio dare bene questa carta qui. Anche questa e questa. Eh, Dunque, sai, il futuro, se ci sarà, non sarà proprio spensierato, capisci? no, O tieni tutto su un piano leggero e dunque leggerissimo. senza un eccessivo coinvolgimento, perché se Assolutamente. hai delle aspettative di costruzione con questa persona, potresti magari andare incontro a qualche Vedi, qua, brutta sorpresa o magari qualche delusione. potresti avere dei momenti di allegria perché dice delle bugie, eh? Illusion, illusion, un Mm. giocoliere, Sì, illusionista. potrebbe. Dunque diciamo che Mm. vivila così, senza Andiamo così, aspettarti senza... troppo, vivi la giornata. Sì. Andiamo avanti. Andiamo alla prossima domanda. Andiamo alla prossima domanda. Sì, sì, Mm. vediamo un po'. Vediamo. Allora, seconda domanda. Mi raccomando, Allora, Rosa cancella domande. l'ha Allora, cancellata, bravissima. bravissima. Allora, Fiorella. Fiorella, Ora sei arrivato 4, qualcuno di nuovo maggio che ci 80. vuole Ah già, giusto, prima di cominciare quanti ridiamo ridiamo con con Jenny, Jenny. ciao Ciao, Gabriele, ciao Loredana, Loredana, ciao Antonella. Antonella. Ah no, Antonella l'avevamo sentita prima, ma sempre Poi ciao. c'è un FC. O se non prova niente. Ma FC noi leggiamo solo o se non prova niente. Se hai scritto una domanda prima, No. si è persa. Se persa la domanda È di una FC questione forse di rete. di rete. Allora, FC, scrivila nuovamente perché noi leggiamo solo o se non prova niente per me. Dunque, formulala bene, se facciamo in tempo riusciamo a rispondere anche a te. Allora, Bene, andiamo avanti. torniamo a Fiorella. Fiorella. 4 maggio 80. Luca e 15 febbraio 80. No, aspetta, Fiorella 4 maggio 80, Luca 15 febbraio dell'80. È davvero innamorato di me? Bella domanda, adesso vediamo. Mm. Mi Sì, eh? accendono No, questo no. no. Perché? Però sai, una volta dovremmo fare invece proprio le serate a tema. Sì, mi stai Eh? stuzzicando, La mi serata a stai tema. Così si stuzzicando. sfogano tutte le Hai- domande sentimentali. Mi stai lanciando un Poi sasso. una Mi stai serata lanciando... lavorativa. Esatto. No, vabbè, continuiamo Non così, così, così no, facciamo tutti contenti. facciamo tutti contenti. Allora, vediamo se non ancora di lei. Fiorella e Luca. Sei davvero innamorato di lei? Qui Ma c'è ha qualcosa. qualche resistenza, eh? Qualche blocco. Entrare in intimità. Sì, Mm. sembra quasi che... Cioè, magari all'apparenza, mm, però intimamente è un pelino col freno a mano, un eh? pelino retromarcia, direi. Vediamo cosa dicono Vediamo, comunque. vediamo completa, eh? Sì, sì, certo. Questo è il passato. Mm? Questo è il presente. Mm. Sono tutti pensierosi. Quindi, oh, dai, sì. Beh, lo dico io o lo dici tu? Facciamo dire al vicino di Io sopra. so già che lo farai dire a me. Mi è venuto un momento di timidezza. Sì, eh. Dai, dillo tu, va. Allora cominciamo un po'. Beh, premesso che non sappiamo, Fiorella, da quanto tempo vi conosciate, non sappiamo come, cioè non sappiamo nulla a parte la domanda che hai posto. Dunque andiamo secondo Intuito, la, la mas- sensibilità. la maggiore indicazione o quella che sembra maggiormente possibile è data dalle Sibille. Dunque, Esatto. cosa dice qua questa stesa del passato? Che probabilmente in alcune circostanze anche interessanti, dove può aver fatto dei complimenti o averti corteggiato, comunque ha lasciato molti dubbi, molta confusione e incertezze, e dunque non sempre Mm, ti ha lasciato, come dire, sì, pienamente appagata, ecco. sì. Mm, sì, subito sì, e poi c'era qualcosa che non tornava, però Già. cosa c'è qui anche come ostacolo segnalato nel passato? Una situazione, vedi, che agisce alle spalle, qualcosa che si muove Già, alle attenzione, spalle. qui lo dico, qui lo nego. Allora, o lui era già impegnato con un'altra e tu sei arrivata così Il come un mio entry? ladro nella relazione, Il dunque mio una entry? persona che entra, Sì. sì. O al contrario, ok? Nel passato magari ha, non
non dico esitato fra due, ma potrebbe anche essere che Già, avesse in ballo più cantieri aperti. cosa Noi fa il parliamo di muratore? cantieri, Beh, è mica un no, muratore. No. è che parlo di Sì, vissuto no, personale, visto i dice, no, cantieri. dici così perché siamo in zona protetta, no? Li chiama Allora, cantieri? cantieri, Adesso sì, li lavori chiamano in corso. lavori in corso, si chiamano così quelle Esatto. cose lì. Allora, cosa vediamo? Comunque che c'è un po' una situazione di pensiero. Noi qua stiamo rispondendo alla domanda se è davvero innamorato. Sì, io infatti posso E andare dunque, avanti? certo, sì, sì, Allora, adesso il Dea ha spiegato benissimo il passato. In sintesi ci sono stati degli acuti, ma poi ci sono stati momenti in cui non si capiva bene se lui aveva dei cantieri aperti, no? E quindi la tua domanda è giustissima perché sicuramente avrei avuto qualche dubbio. Nel presente invece vediamo che lui è un pochettino pensieroso. Tu sei un pochettino giù di tono, però sei una donna forte, eh vedi? sì, Sei una donna forte e molto volenterosa. E sicuramente. lui, secondo me, l'ha valutata, nel senso, capisce il valore di questa donna qua. E da E una parte magari gli dispiace anche mm, che sia soltanto, che magari possa essere solo una relazione fisica, sì, così. gli dispiace, secondo Dunque è me. un po' così, cioè vorrebbe, però secondo me, Si vede o non si vede? cioè vorrebbe magari dare di più perché pensa che lei si meriti Valida, sì, o certo, desideri di più, però non c'è quello slancio che vorresti. Cioè magari all'apparenza te lo fa anche assaggiare questo slancio, cioè ti rende, come dire, magari ti appaga anche per certi versi, Sì, però lui, noi stiamo cercando di capire dentro di lui esatto. e devo dirti che ci sono un po' di pensieri. Guarda qua, pensiero, Sì. malinconia, dunque. È un po' Però scontato, un c'è po' anche scontato. un'altra cosa, purtroppo, che Già. secondo me prevarrà nel prossimo futuro una forma di rimpianto per una donna che ha amato nel passato e da cui si è separato. Dunque, Non volevo dire una cosa. però purtroppo questo si vede. Sì, queste carte qui fanno capire che c'era già in scena una Non persona riesce a dimenticarla e del lui tutto. vedi, la pensa in modo ossessivo, direi, quasi maniacale, sembra quasi... E forse più si va avanti e più lui Già. sembra che si renda conto e che penserà che forse è il caso di fare una scelta giusta, Giusta, perché questa qui è la legalità, è la una parte di giustizia. giustizia. Poi però andiamo un po' avanti, diventa una donna, scena una donna meritata. Beh, questo è il problema, che ammesso, allora, o qui tu hai già, anche tu a tua volta, avuto una separazione, hai dei figli, dunque compari, magari in questo caso o parlano di te o parlano della donna con cui lui ha formato una famiglia o una Esatto, convivenza o ha dei figli ed è lì che la rimpiange. sì. E questo è il fatto. Dunque lui deciderà comunque di essere l'uomo giusto per questa persona. Eh sì, e poi beh, adesso siamo solamente all'inizio dell'esito. Mm? L'esito è là. E l'esito là, e posso far vedere o Fai lo vedere. faccio vedere? Stasera vi facciamo Solo stasera, mi raccomando, non ci slanciamo. allora, vedi, questa carta è una carta pesante. Carta pesante, tante chiacchiere, C'è un pericolo c'è un e il pericolo, pericolo fra voi è che esatto. temo proprio che con la ex ricuciano un rapporto, un discorso. Una vecchia amicizia, cioè amicizia nel Potrebbe senso, indicare proprio una ex sì, oppure esatto. o che riceverà suggerimenti, consigli che lo invitano. Quindi cosa consigli? Vedi, qua la storia è diversa dalla precedente, ma invitiamo sempre, vivete la giornata. Sì. E mi raccomando, cercate di acuire i vostri sensi, le Scusa, vostre percezioni. Lui sì. non è una brutta persona, No, perché anzi, non compare mai no, nel mercante, nell'artista, nella non falsità, è mai una brutta persona. però, però è una persona che evidentemente tentenna, cioè, Ha dei bei ricordi di passato. ma, ripeto, noi non sappiamo la storia, Lei ti non lo stiamo sa, lei no, io indicando neanche la io. maggiore possibilità. Salutiamo i nuovi? Ah, FC, guarda che... FC ha formulato la domanda e poi c'è Buonasera. Rita, buonasera Rita.
Bene, allora torniamo indietro, rispondiamo a Silvia. A Silvia. Nicolas, 13 gennaio 97, avrà una riconciliazione con Silvia, 17 febbraio 99. 5 Vediamo se carte o riconciliano. perché ho visto che ci sono tante Tante domande. domande? Va bene. Guarda un po', segni un po' vedere se ci sono tante domande perché vogliamo accontentare Allora, tutti. Silvia, poi c'è la saggezza dell'amore, Laura, ridiamo con Jenny, Loredana, Antonella e FC dovremmo essere a 7, 7-8 domande. Guarda la Rita. Cosa Che scrive? carina, grazie, Grazie Rita. Rita, finalmente qualcuno ci sostiene. Vabbè, gli amici che sono qua più o meno Ci ci vogliono bene. sostengono tutti. Dai, via. Vediamo un po'. Allora, vediamo dunque se ci Silvia. sarà una riconciliazione. Ah, la taglio io? No, Taglia, taglia. taglio io. Dai, mi sono sentita così di tagliare. Felicità, allegria. Beh, un po' di opportunismo, vediamo. Un po' di Magari opportunismo, vediamo 5 allora. sì, Facciamo va bene. 7 carte. 7 perché... carte, dai. Scusa, così facciamo contenti tutti, va bene? Sì, sì. Beh, dai, su, le prime due carte sono incoraggianti. Dottore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma certo che c'è una Ma alla riconciliazione. grande c'è una riconciliazione. Ma io non ho mai visto delle belle carte così in una stesa in una live. Insomma, guarda che roba. Cosa si parla di matrimonio lì? Caspita, beh, magari di matrimonio all'età che hanno, vogliamo sperare che aspettino un po', che si godano un Tu po'. dici, perché lei è stata un pochettino rosicchiata. No, penso che insomma sia l'età giusta per fare delle Non esperienze, sei anche stata girare. contenta di averlo incontrato prima? Ma quante volte te l'ho detto che avrei voluto incontrarti prima? C'è piccarmi in live. Ma non è vero. Adesso tira fuori la padella. Ma no, il No, mestolo. il mestolino, Di legno. il bimbi, tira fuori il bimbi. E quello è un po' più grave. No, comunque, qui è A me veramente sembra proprio che è una bella stesa. sì, Sì, perché alla grande. guarda, addirittura con anche sorpresa, dunque Sì, non te lo aspetti, magari ti sorprenderà, ma si proporrà di nuovo e poi guarda lì per Veneo. chiarire, per mettere a posto la situazione, E poi il gran signore, è ufficializzarlo. una persona di valore, non è un guarda più. La donna scelta. Sì. Ma allora, senti, belle carte. Belle carte, è una persona Silvia, ok. sì, sì, sembra Bravo, proprio Silvia. di sì. Andiamo avanti. Sì, Allora, effettivamente 97, 99 sono un po' giovani. cosa ho fatto qua? Meno male che non ho trovato niente, così cioè, quel tasto là è troppo sensibile. Allora, La prossima domanda è della saggezza dell'amore. Allora, buonasera per lavoro. Troverò lavoro in prossimo periodo? Giorgetta Angelica, 18 febbraio 77. dai Giorgetta, vediamo un po' cosa dicono le nostre sigle. Angelica. Vediamo se trova, Angelica. se Vediamo un trova po'. lavoro nel prossimo futuro. Vediamo un po'. Dai, Novità, novità è notizie, importante. più novità, più notizie. Sembra quasi che la cosa stia Qualcosa si muove, qualcosa di nuovo positivo, sembra positivo, però vediamo un po'. Qualcosa di nuovo fresco da lontano, forse un'amica. Dai, guarda, qualcosa che magari ti ha fatto 2, 3, 4, 5, 30 però. Allora, diciamo che è un momento di incertezze per il futuro, non avere fretta, non commettere errori di imprudenza, non sappiamo da quanto tempo stai aspettando, ma magari se ti lanci nella prima cosa che capita potresti rimpiangerlo. Sì. Sembra che comunque qualcuno, probabilmente un'amica lontana, cerca di darti una mano, però e magari si impone anche con una certa Sì. Insomma, uno spirito grintoso, magari cerca anche di darti uno sprono. mm, E può anche essere che ti suggerisca di tornare in un posto dove sei già stata, però attenzione, attenzione. Perché se poi l'amica si chiama Marcella, no, una che noi conosciamo, lì poi proprio c'è di tutto e di più, a parte gli scherzi, dai. No, vabbè, scherzi a parte. Stiamo scherzando perché adesso, comunque, a parte gli scherzi,
C'è perché magari qualcosa? ci scrivono Marcella, non ci scrive mai più. No, Certo. allora, la situazione sembra comunque muoversi, abbiamo visto che arriveranno più Però notizie, più cose. stai attenta, Ti perché ti proporranno di converrebbe, fare qualcosa di esatto, vecchio. ti converrebbe non tornare su un vecchio posto di lavoro perché Esatto. c'è una fregatura dietro Vedi l'angolo. qua, Il che bugie. potrebbe anche essere che tu sia tentata a farlo perché non vedendo niente arrivare all'orizzonte, magari sei un po' impaziente e Esatto, magari dietro anche il suggerimento di un'amica, esatto ma qua. pensi che Forzato, ecco, ma No, lascia secondi là stare. non è un granché. Non è una mossa azzeccata. Comunque, teoricamente, Sì, qualcosa, abbiamo visto il taglio, molte qualcosa si opportunità, muove, si però, muoverà qualcosa. però purtroppo. Laura, Dai, Laura, via. 23 maggio 80, vorrei sapere se entro luglio riesco a cambiare lavoro e avrò la risposta dalla clinica, grazie. Vediamo se entro luglio. Oh, ragazzi, se fate domande, mi raccomando, cancellatele poi. Magari, ecco, Mm, se volete, meglio, eh. ma Così, a discrezione personale se esatto, ritenete di voler, come dire, cancellate. Voilà. Allora, accettano cioè daranno una risposta alla clinica, le situazioni E lavorative di stanno proprio il lavoro, valutando, stanno valutando. E forse c'è in mezzo un amico che sta dando una mano. Beh, una conoscenza potrebbe dare una spintarella, e qua è proprio, è chiaro che si sono concentrate, hanno capito bene la tua domanda, l'ambito lavorativo è qua. Lo stanno valutando E bene. devo dire che anche la carta dell'amica è sempre una buona premessa. Comunque, aiuti, momenti di serenità. Vediamo un po'. Certo, lei è molto preoccupata, guarda qua, però va che ce Mm. la fai, un nuovo inizio dietro l'angolo, un po' Attenzione. forse meno pagato di prima, magari c'è qualche preoccupazione di natura economica, Però tu non ti rosa, però dai, via. il lavoro c'è, Il lavoro c'è, sei una donna che vale molto, lo hanno capito, però attenzione che potrebbero nascere. Ma sai, più che altro la gelosia può anche indicare proprio delle perdite. Potrebbe essere una perdita non tanto perché va a guadagnare meno, ma magari avrà qualche spesa in più, capito? Cioè c'è Sì. Però è qualche tormento. volonterosa, C'è da fare, magari non è proprio il lavoro della tua vita, questo però, che sta arrivando, però. però sembra che sei fortissimo in quella Mm, cosa lì. mm, mm. Bene, andiamo avanti, Allora, vediamo chi è il prossimo andiamo alla telefonato. prossima domanda che è di Ridiamo con Jenny. Oh, la nostra vediamo con Jenny. Ciao Ciao Jenny. Ilde, ciao Marietto, volevo sapere se Riccardo, 19 dicembre 83, ritorna da me. Giovanna, 17 gennaio 68, grazie, un bacio. Ok, allora Riccardo torna da Giovanna. Vediamo un po' se Riccardo. Vediamo un po'. Beh, ai 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 ai. Ai ai ai. Gli stanno arrivando comunicazioni che Riccardo è un pochettino. Ce li dirò? Sì, ma può anche essere che magari a chiacchiere a parole se la corteggia ancora. Sì. Eh sì, ma non solo lei, eh. Non solo lei, però questo è il fatto. Io non l'ho detto, l'ho lasciato dire a Ilde, però qua c'è proprio qualcosina che sta a indicare che Un corteggiatore seriale. un serial killer del corteggiatore. Direi una cosa del genere. Un Don Giovanni, un Sì, Latin sì. lover un po' Dai, scraziato. andiamo avanti. Beh, io gli sto spiegando un po' Sì, in modo un po' così sì. di stare attento. Figaro qua, Figaro là. 2, 3, sono in zona protetta, 11 Oh, cose, 4, sei un barbiere 5, di qualità. 6. Allora adesso te la racconto io, sto qui. E Torna? Tu lo vedi mm, tornare? io lo vedo che, cioè magari toccate fuga, no? Perché ci potrebbe essere una toccata e fuga, però guarda qua e guarda lei. Sicuramente si divertiranno assieme, però io qua vedo che lei lo vede andare via. E sembra che lui, cioè, ci potrebbe essere una fiammata, secondo me, eh? Una fiammata in casa, vedi, queste due carte sono, perché lei è molto disponibile, eh? La È Jenny, questo il fatto. sai Mi Jenny, sembra che ti usi un pochino, che non stai volevo perdendo. dirlo, non volevo dirlo, no? Però mi sembra quasi un volpacchiotto quel tipo lì. Ecco, diciamo che non è una, come dire, una deduzione che però ci sta.
Sì, perché guarda qua, lei lo vede andare via, eh. Anche perché tutto gira intorno Ah, a divertimenti, chiacchiere, esatto, divertimento. divertimenti, ma succo, c'è un succo qui, no? Però vedi, questa carta qui sta a indicare, Sembra che rimpianga più che altro il tuo mm, prenderti cura di lui, farlo esatto, salire a casa, esatto, cioè essere lui vorrebbe, proprio l'accudimento. esatto, non volevo dirlo, però il concetto è questo. Lui è più una persona che non dico gli piace usare, no? Perché sarebbe forse una frase un po' troppo pesante a quest'ora perché siamo in zona protetta, però mi sembra più che lui voglia sfruttare l'occasione, però al momento giusto le chiacchiere tu lo vedrai andare. Quindi Già. Jenny, non fidarti. Il problema è che se lo chiede già da tante volte, vuol dire che è un po' desidera. Va bene, andiamo Però avanti. dai, va bene, ormai è così, eh. Eh già. Oh Ok. Jenny, noi non abbiamo detto niente. No, perché se poi lo Allora, trovo fuori dalla... Loredana, ciao tesoro, come andrà la mia... Tesoro, tesoro, tesori. No, tesoro, non è l'ha detto. Va bene, Perché sono in Loredana, giallo, perché sono in giallo. No, sì, splendente come il sole. Ciao Lori, dai il mio numero, scherzo, dai. Ah! Ah, il mestolo, il bimbi. Dai, via. Vediamo dopo, eh? Non lasciateci, state collegati. Cioè, dicevo, questo mi magna. Allora, scendi Allora, un aspetta, po'. vediamo chi Non- scrive. Linda, grazie, la suggestione. Quasi sono commossa, è veramente un piacere ascoltarvi. Penso ti contatterò presto in privato. Va bene, A me non mi, io ci sono. a me non mi contattano nessuno. Fate bene. Allora, andiamo. Oh, la Paoletta, aspetta. Dov'è Paoletta? Qua. La nostra Ciao. Paoletta! Oh, Ciao, ma la Paola. Paoletta bisogna fare il monumento, Ti ho visto io, ti ho visto. la conoscerò almeno da 8-9 anni, ma come minimo 8-9 Sì, anni, sì. ma come minimo, forse anche 10, oh, anche di più. Dai, andiamo. Allora, Ciao chi Paola, c'è? Chi ciao c'è? Chi c'è? Stellina. La prossima? Sì? Allora, il tesoro di Loredana c'è un po'. Allora, Dopo mi accende il come andrà bimbi, la mia storia con stufatina la Sebastiano? Marietto. Ah, va là. Dice sempre così, però appena cala il sipario c'è un fondo schiena rosso. Andiamo avanti, va? Andiamo avanti, va? Come andrà la mia storia con Sebastiano? 25 Cioè, settembre. a me tesoro, poi subito entra in scena un altro. Adesso, Certo, hai visto come la gente vai a fidarti. adesso faccio io le carte alla Loredana. Andiamo, andiamo. Dai, vai. Scherzo. Dai. Allora, come andrà la mia storia con Sebastiano? 25 settembre 63, Loredana 16 giugno 73. Non sono una donna ufficiale, ma stiamo insieme da 2 anni. Brava che Bravissima. scrivi i dettagli, Grazie. perché così Così se vediamo altre figure. esatto, esatto, perché così è chiara la cosa. Lei sicuramente ci segue, vedi, ma noi non sappiamo se tu sei No. quello o quell'altro. Allora, visto che ha fatto una domanda Eh, Loredana, meglio che ma sembra, non è che c'è qualche, ogni tanto, piccola incomprensione tra sì, voi, magari tu dici le cose o giuste magari e lui non vorresti, ti ascolta, poi sbaglia. fa E finta di poi, non sentire, eh, fa, ma io non avevo capito. esatto, dopo 3 mesi Ah, ancora intendevi dire quello? Ah, io avevo capito un'altra cosa. cosa. Sai, persone lì così che... Ai, ecco, guarda, lo Hola, faccio dire hola lei per... Peppa, Ai, 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 ai. Loredana. Loredana, stai attento, giubbetto antiproiettile quando non gira con lui, perché guarda, qui la situazione è veramente pesante e lei ci crede ancora, nel senso molto... Beh, mm, siete stati molto vicini a mm, chiudere in passato. sì, Per un po' magari si è allontanato e poi è tornato sui suoi sì, passi. sì. Però Però sai, freddezza, fa fatica a separarsi e vedo che mm, comunque resta ancora così, una relazione parallela, ancora per un po'. ma poi attenzione perché di nascosto. È quello, come prosegue con una relazione parallela, perché c'è un'altra. Non Sì, vediamo. niente di buono, no? All'orizzonte. Allora, secondo me in prima battuta ha cercato di allontanarsi da lei, poi non ce l'ha fatta. È ritornato sui suoi passi, però non ce la fa neanche a lasciare di là. Io vedo che comunque continua ancora un po' così, Loredana. Ecco.
Per Non ora c'è un grande acuto, è solamente dei bassi. no, è un encefalogramma un po' piatto, cioè non è che è morto, è che non c'è novità, va tutto Non c'è dritto vita, così. dici? No, è così come lo sta vivendo da un po'. Andiamo avanti. Antonella, Antonella, buonasera. buonasera, riusciranno ad avere... Leggo io o leggi tu? No, leggi tu, va che... Facevamo il corretto dell'antoniano. Allora, buonasera, riuscirò nel futuro ad avere al mio fianco un uomo che mi potrebbe amare? Hai finito di proporti a destra e a manca? No, Tesoro ci sono. E qua e là. E io e su. Oh! Sto prendendo il mestolo sul serio. L'altro stile, l'altro stile. Eh, Andiamo avanti, vediamo un po'. allora, C'è la Antonella, nostra riuscirò Antonella. nel futuro ad avere al mio fianco un uomo che mi potrebbe amare. Allora, 11 febbraio 74. Vediamo se nel prossimo periodo, sai, non è una risposta definitiva quella del Sibille. Se si vede qualcosa, si vede qualcosa cioè, nei prossimi Lei ha mesi. visto partire qualcuno di più. Ancora, Soffre ancora. mi sa che soffre ancora per un amore che si è allontanato. Vero amore, mi sa, vero, è un amore importante. Però io vedo tanti, Cara tanti. mia, 1, qua 2, puoi 3, 4, fare 5, 6. l'estrazione a No, sorte. no, che è? No, come si chiama? Antonella. Antonella, no, qui non ce la racconti giusto, qui c'è una squadra di calcio. Antonella devi Qui, essere o una stragnoccolona una, perché ce l'hai tutti che girano intorno a no, te. scusa, devi blindare la Guarda porta quanta d'entrata, gente. chiudi anche le bocchette dell'area, quando vai in giro in macchina ti saltano addosso. Te. Però qua ce n'è poi uno qui che è tremendo, eh. Se ti becca cosa qui ti consuma. Allora, devi fare attenzione perché Già. ci sono un po' di persone che gravitano E intorno ti alla tua spiano, orbita. alcuni ti spiano. Ce n'è uno in particolare un po' più agguerrito degli altri. Un galletto? Più che altro è un po' un narcisista, attenta a non Mm. cadere nelle sue trame, Esatto, perché però ce n'è uno bravo, eh? Uno di una esatto, certa età, bravo, beh, non è nemmeno una grande età, siamo fra i 40 e i 50 anni. beh no, il Giancello. Dico, Alla mia ci età? sta, Sì, sì, un primo più o pelo, un meno primo pelo. sarà un Primo super giù, un tagliando? coetaneo Fa dell'Antonella. il primo tagliando. Tu sei il secondo, che tagliando hai fatto tu? 200.000 Quanti chilometri? anni, vorrei dire. Vabbè. Allora, comunque dai, sì, ne avrei tanti, tanti, però Sicuramente ci attenzione. saranno molte persone tra cui potrai E scegliere, tu parlerai con molti anche, eh? solo che devi fare attenzione perché devi riguardarti proprio da quello che sembrerà più spinto nei tuoi E riguardi, anche più focoso in tutti i sensi, perché perché sarà di buona favella ma di pochi fatti. mm, Fai sì, sì, attenzione tanto perché primo poco dopo. invece un'altra persona un po' più Mm. dimessa ma sempre molto disponibile potrebbe essere quello un po' più giusto. Esatto, esatto. Cioè, in altre parole, quando vai in giro in macchina, chiudi le bocchette dell'aria perché ti entrano anche Entrano l'aria. anche dell'aria Dai, guarda, condizionata. devi essere 077 123. Oh, No, il pure il numero numero gli hai dato. che è 20 € 45 minuti. Ah! Dai, ragazzi, abbiamo già fatto 38 minuti. Ovviamente vi abbiamo un po' intrattenuto cercando di darvi comunque Così. delle risposte ai vostri quesiti. Siamo comunque disponibili per consulti privati a pagamento. Il consulto dura 45 minuti, potete immaginare anche quante cose possono essere esaminate in quell'arco di tempo. Dunque, ci dispiace di non riuscire a rispondere a tutti. Però abbiamo ancora Abbiamo venerdì venerdì, potete venire sul con mio lei, canale YouTube alle che 21:30. non ci saranno le tapparelle. No? No, le Le spostiamo. altre? Le altre, in altro ufficio. Là. No, Senza praticamente. accanto, senza fare. Va bene, 21:30 venerdì sul canale YouTube Ildegarda, cercatemi, oppure siamo disponibili per consulti privati a pagamento, 45 minuti, 20 € causale dono. Causare dono. O Esatto. donazione. O Grazie. donazione. Ok. Un grandissimo Grazie, abbraccio, buona dai, serata a regala, tutti. manetto. O il mestolo poi è... Il maestro ora arriva.